Io vi porto i saluti del Consiglio direttivo dell'Associazione Terminata del pregio di presiedere e di tutti i soci. Aurora Termitana sarà un altro momento dopo la presentazione di questa pubblicazione che andremo a presentare sono gli atti della lingua siciliana. Abbiamo fatto un corso da ottobre a dicembre nella sede dell'Associazione Termini d'Arte che è tenuto dal professore Alfonso Genti, dialettologo, dove sono intervenuti anche gli amici trapanesi. Lui è Nino Barone di Trapani e lui è il professore Giardino di Castellammare del Golfo. Entrambi poeti ma non solo, poi vi racconterò qualcosa in più loro. E un'altra persona che vi ha partecipato a distanza è il professore Alfonso Genti. Avevo tanto da dire, ma mi sa che a questo punto mi sta sfuggendo tutto. Io porto i saluti di Alfonso Genti, che per una questione molto delicata in famiglia, suo malgrado non è presente. Allora questa sera avremo il professore Massimo Costa, che farà da moderatore, ma cosa deve moderare? Deve parlarci della lingua siciliana, di questo idioma nostro che ci identifica e che è uno dei più ricchi al mondo. Di tutte le lingue parlate nel mondo è uno dei più ricchi. Diciamo, nello spirito dei tempi dobbiamo fare questo. Mi colgo questo piccolo privilegio di poter stare non mascherato, mi spiace non poter. Sì, c'è stato questo cambio di programma, per cui io avevo pensato, sarò invitato qui soltanto per tenere il microfono, diciamo, poco più, e presentare i relatori. L'impedimento del professore Soggetti, possiamo chiamarlo così, perché è stato il principale docente di questo corso, mi costringe ad essere relatore al posto suo, cosa che farò alla fine di questo intervento, mi sforzerò di fare. Però prima voglio dare la parola agli altri preziosissimi invitati che conosco, mi permetto di dire anche amici molto bene, e comincerei con il professore Giardino, al quale diamo la parola. Buonasera a tutti. Noi non sapevamo di dover intervenire così anche. Più bello, sì, giusto. È stato un privilegio dare il nostro contributo, prima all'Accademia, di cui facciamo parte insieme al professore Costa e Nino Barone nella libreria, e poi al corso tenuto da Alfonso Genti presso l'Associazione Creativa. È bello e sorprendente allo stesso modo, perché allo stesso tempo, perché comunque sembra strano che comunque noi siciliani, perché forse sappiamo parlare siciliano, non lo sappiamo scrivere. Sembra un paradosso, dobbiamo fare un corso per imparare la nostra lingua madre. E però è così, tant'è che ancora molti la considerano dialetto. C'è sempre questa eterna diatriba tra lingua o dialetto. Alla fine non cambia nulla, cambia solo la considerazione che noi stessi abbiamo della nostra lingua madre. Sappiamo che possiede tutti i crismi di una lingua, sappiamo che dobbiamo distinguere quella che è la lingua parlata dalla scritta, anche nell'italiano è così. Ci sono cose che nell'italiano, tanto per fare un esempio, l'addoppiamento fonosintattico, Mario, Totti e Mario, Becca sono cugini. Notate che il secondo Mario la M suona doppia, ma non ci sorprenderemo mai a scrivere Mario con due M, perché lo sappiamo sin dalla prima elementare. Mentre nel siciliano no. Nel siciliano molti si iniziano con il monografismo, è chiaro, perché uno sapesse che il monografismo, diciamo, non è stato un vero e proprio movimento, però un'ideologia, chiamiamola così, portata avanti da Alessio Di Giovanni, un bravissimo poeta di Cianciana, è durato un ventennio, dal 1890 al 1910 circa. Poi lo stesso Di Giovanni ha capito di non aver dato un grosso contributo a quella che era la lingua standard, anche se in realtà il suo intento era quello di registrare tutte le varie parlate
per poi farle confluire in una lingua standard. Invece no, invece è successo l'opposto, è successo un passo indietro, forse anche di più. Tant'è che se noi analizziamo, per esempio, le poesie di 3 poeti contemporanei siciliani, di 3 province diverse, che non si sono mai incontrati, però l'analogia nella loro lingua scritta era sorprendente, e parlo di Abate Meli a Palermo, Domenico Tempio a Catania e Giuseppe Marco Calvino a Milano. 3 poeti di 3 province diverse, contemporanee, che non si sono mai incontrati. Voi leggete le opere di questi 3 poeti e vedrete che c'è un'analogia impressionante. Dopo di questo il buio totale. Proprio la lingua siciliana ha fatto un passo, anzi è caduta proprio in una voragine. Parlando di voragine, quella che si nota ora è quella tra gli anziani e i bambini. Gli anziani che sono i detentori della nostra cultura, dei nostri saperi, non riescono più a riversare, a trasmettere questa cultura ai bambini, perché comunque c'è proprio questa voragine che li separa. I tempi sono totalmente diversi. Ormai, a cominciare da mia moglie, rimprovera i miei figli se si permettono di esprimersi siciliano. Io invece per me, lo dico sempre, lo ripeto anche qua, quella italiana per me è stata la prima lingua straniera che ho imparato a scuola, e quindi anche la differenza c'è. È chiaro che è importantissimo, ci mancherebbe. Io amo la lingua italiana con tutti, per carità. Però se devo esprimere un concetto che esce dalla pancia, io lo devo fare in siciliano. Non posso, non impregherò mai dicendo sordo o caspiterina. Immaginerete quale tempi lo userò, però non c'è bisogno di ripetere. Direi di fermare qua l'intervento, tanto che sono un saluto, grazie ancora. Chi volesse leggere il libro, può prendere il libro magari per vedere gli atti, ognuno ha dato il proprio contributo. Passo la parola Grazie, buonasera a tutti. Mi associo ai ringraziamenti di Giuseppe verso Ritelia, l'associazione Termine d'Arte, per l'instancabile attività culturale che svolge e porta avanti. Io dopo, quello che ha detto Peppe Cervino, avrei nulla da aggiungere, poco da aggiungere, se non parlare di bellezza della lingua siciliana. E per parlare di bellezza mi sono, innamorato della bellezza di questa lingua dopo aver sentito da un mio collega, che è originario di un paese dell'Agrigentino, dire una frase, parlava al telefono. Si cacciava un vestino! Si cacciava! Lì mi sono chiesto, dico, sono io di un altro mondo o è lui di un altro pianeta? Poi mi ha fatto la traduzione, ma io lì per lì, parliamo di una decina d'anni fa, lì per lì mi piaceva il siciliano, scrivevo in siciliano, però riconoscevo delle lingue in me, non capivo le varietà di questo siciliano, che è molto ricco di varietà fonetiche. Praticamente lui diceva alla moglie: si è scaldato lo scaldino. Si casdava un castino? Si casdava? Poi ho capito, lì mi sono innamorato della bellezza della lingua siciliana, dei suoi suoni, della sua coloritura. E come bene ha detto Giuseppe Gervino, dal parlare allo scrivere c'è differenza. La parlata rimane sempre la ricchezza inestimabile. Prima noi impariamo a parlare e poi a scrivere. La scrittura è un codice su cui possiamo dibattere, contrastarci, regole ortografiche, norme, eccetera, eccetera. Ma la bellezza viene data dalla parlata. E la ricchezza della lingua siciliana è davvero incredibile. Una mia zia, quando avevo appena 9 anni, mi raccontava questo e io rimanevo così, incantato. Mi raccontava queste parole.
Misi lo duro mio a moggio misi, e da un duro lo moggio io c'è via, venne lo moggio con soppalisi e si portava un duro passo via, dinari in una via per fare spisi, accordare si buono non si potia, come avvisa sto dubbio un mesi e lo marcio della poesia. E misi, lo duro mio, a moggio misi e da un duro lo moggio io c'è. Io ero più confuso che persuaso. Poi segue questa stessa zia, dice Attia, perché in Sicilia non si usano nome e cognome, si dice Attia, già il nome e cognome, Attia viene qua, Attia qua appartiene, il siciliano è stretto, i nomi sono troppo lunghi, Giuseppa diventa Peppe, Singi, Pippino, fino a che scompare. E come diceva, guarda, stanno venendo le nostre due padri, che ora venendo padri e mariti, di incapuano le figliolette nate, senza peccato come voi sapete. Che erano tutti indovinelli siciliani che mettevano in mondo la mia fantasia, era la scuola domestica, anche se poi tu non riuscivi a decifrare, perché era quello difficile per un adulto, parliamoci chiaro, era veramente difficile, però mettevi in forza il tuo cervello per arrivare, poi passavano mesi e poi magari lei stessa ti diceva cosa significa la bellezza della lingua siciliana, come per esempio un anziano ormai in pensione, un vecchio salinaro, davanti al suo mulino l'ha visto protagonista nel suo lavoro, con le felini di facisti a barba, tarridocisti a sirupe di corva, di tanta vera e gente non meritati, non restano due mura sterrupate. C'è la biancura del tuo Salini, c'è canti di Salini e Marinara, la tua funzione fu preziosa e rara, di Trapani tu fusti la bandiera. Ora, mutando l'occhio al passato, penso che all'uomo è veramente grato. Tu lo servisti e lo faciste leto, ma per compenso ti metti di lato. Quel mulino che non sapeva più in realtà era se stesso, la metafora di lui, vedersi in pensione, non più attivo come prima, si rispecchiava una bellissima poesia, come alcuni davanti alla bellezza della lingua convocano dei versi che sono spettacolari. Sicilia, tu mi scorri in tale vini, si terra di genii antichi e sani, intanto solo stettero un catini, elimi, greci, siculi e sicani. Vedete la bellezza, elimi, greci, siculi e sicani. E poi, se non ci credi bene che Italia, sta in Sicilia, terra dell'amore, e grave di rinaschi, e ciauria, lo so profumazzenti, incantatori, e si riuscirò con sventuria, fatti i vasari del suo calore, e dilettanti, troppo, Ave Maria, che la gente canta a tutti i muri, fatti bagnare di stumare azzurro, che vita e morte, speranza e cimitero, ascolta la ciprizia mise in volo, perché i suoi luci di un mondo intero, chi sta in Sicilia, tennero un solo, magia rosa, piena di mistero. Ora, come si fa a non rimanere incantati davanti a tanta bellezza? Sono delle fotografie che bravi poeti, bravi messeggiatori fanno della nostra terra, utilizzando la lingua siciliana. Sì, diceva bene Germino, c'è sempre questa eterna diatriba, lingua, dialetto, ma perché mai chiamare lingua ciò che politicamente è un dialetto? E perché mai chiamare dialetto ciò che invece è una lingua? Per questo è il vero punto interrogativo di questa grande contesa che c'è tra lingua e dialetto. Vi volevo lasciare con un termine che a me piace molto, dove questo termine è molto familiare, almeno nelle mie zone, e in questo termine si racchiude tutto il fatalismo del siciliano. Sapibio. Sapibio. Quando il siciliano non sa rispondere a determinati quesiti, se ne esce. Sapibio. Ma un sapibio pure è quello che non c'è. In realtà, a parte gli scherzi, questo termine racchiude e incarna tutta la religiosità del siciliano, anche inconsapevole, proprio innata, perché lo sapibio, il è Dio. È Dio, cioè il siciliano con questo termine ripone nelle mani di Dio ciò verso la quale lui non riesce a dare delle risposte. Grazie per l'ascolto.
capito, la I la devo fare maiuscola pure se nel mezzo, giusto? E dopo questa spiegazione, allora, io adesso dovrei brevemente presentare il libro di Consorgenti, molti di loro immagino siano corsisti, giusto? Che non ho, naturalmente non sono l'autore, solo l'autore l'ho fatto bene come, insomma, meglio di chiunque altro, però conosco bene Consorgenti e cercherò di farlo nel suo spirito. Questa presentazione, questa spiegazione del libro io la posso fare direttamente in siciliano, come uno esperimento per vedere se un siciliano è solo una lingua di arte, di poesia, una lingua con cui potremmo parlare delle cose antiche, come parlavano i nanni, o se è una lingua come tutte le altre, con la quale potremmo parlare di discorsi seri, potremmo fare proprio discorsi seri. Lo esperimento sarà riconosciuto se alla fine di studiare il discorso Bauge non mi capito. Se Bauge non mi comprendete, se Bauge non mi capite, vuol dire che lo esperimento non è riuscito. Se invece un discorso scorre liscio, come se fosse un discorso fatto in italiano, viene a dire tra lo siciliano e la lingua madre. Io voglio dire solamente due concetti, poi passiamo alla conclusione della serata. La questione sempre tecnica, ma lo siciliano è una lingua, un dialetto è una lingua, un dialetto. Allora io penso una cosa, che ci sono due modi di dividere se una parlata è una lingua o un dialetto, un modo scientifico e un modo, diciamo storico e politico. Sopra un punto di vista storico e politico, la mente parola la disse un linguista Chomsky. Un dialetto è una lingua, è un dialetto che ha due cose, un passaporto e un esercito. Quando, cioè, una parlata di un popolo, di una nazione, più capisce della storia, diventa uno Stato e dunque si parlate, si standardizzano, si insegnano alle scuole, si vedono alle telegiornali, diventano regolari, diventano lingua. L'essere lingua, in questo senso politico, non comprende una natura differente, una natura stessa della lingua. Su questo aspetto non c'è dubbio che lo siciliano è un dialetto, perché noi oggi facciamo parte dell'Italia. La storia fu quella che fu, nel 1400, 1500 era una lingua, ma se no non avessero scritto. Se uno dice che questi scritti sono scritti in dialetto, è un cristiano ignorante, perché nel tempo il siciliano era una lingua, come ora l'italiano. Ora, lo siciliano, come dice sono piedi, non parlare in dialetto, come dice pure, come mi diceva la mia, io sono la prima generazione di genitori che in parlavano siciliano. Però se io parlavo in siciliano, perché magari portavo qualche parola dalla colonia, mi rimproveravano, mi dicevano ma ti fa parlare in siciliano? Però vedete cosa ci parlo in italiano, visto che alla fine questa cosa si riesce a parlare in siciliano perché non se la sente parlare in italiano. E mi sforzo di parlare non in palermitano che è un dialetto, ma mi sforzo di parlare per quanto ci possa riesce in lingua siciliana, perché se diciamo dalla Sicilia che lo siciliano è una lingua e poi parlo in palermitano e da parlare in palermitano non mi cambia più, ma a parlare in siciliano. Buono. E sotto il punto di vista politico, sotto il punto di vista scientifico, invece, la lingua è lingua, si apre tre cose. Si apre un patrimonio lessicale proprio, si apre una struttura morfosintattica propria e si apre una serie di registri che si usano per comunicare con l'auge cristiana. Come dicevano i semiotici, la semiotica si sparte in tre parti: semantica, sintattica e pragmatica. Semantica è il vocabolario, sintattica grammatica. Pragmatica sono tutte le modi di dire, tutto, come dire, quando io parlo con i piccini faccio un discorso, quando parlo con Guaucio faccio un altro tipo di discorso, cioè uso differenti modi di parlare. Se queste tre cose non sono sufficientemente autonome, allora non è una lingua. Per cui se la differenza è solo una differenza di pronuncia, chi a Ragusa dice Luciu Beh, o per chi a Mazzara del Vallo invece di dire mio dice numero, o per chi nell'anteriore della Sicilia si usa ancora la forma letteraria lu, la, li, mentre nella costa a Palermo sempre più si usa la forma ferisata u, a, i. Questa non è la differenza, queste sono parlate. E allora lo siciliano ha un sacco di parlate, ha 14 parlate. Ma se volevo dire lo siciliano come un dialetto della lingua italiana non funziona. Perché la grammatica siciliana, come dice sul libro, ma come dice in altri libri di grammatica, ha una struttura completamente differente da quella italiana. Ha un futuro differente, c'è un lasso del congiuntivo, c'è un periodo ipotetico che ha le regole tutte sue. Per esempio, l'ublionasimo, che in italiano è un errore, in siciliano è una regola.
a mia mi piace non è un insulto in siciliano, è una cosa giusta. Non si può dire in siciliano a mia piace, no? Pure la ricchia si sciaglia a sentire una cosa di questa. Perciò lo siciliano, sotto questo punto di vista, è una lingua. E allora su siciliano scientificamente la lingua è politicamente diversa. Basta, non c'è altro di dire. O c'è un altro discorso di tipo politico non nel senso particolare, la vita dell'elezione a termine della politico auge, che tu volete votare. Politico nel senso nobile della parola di scegliere il fatto che volevano anzi, che andiamo a fare di sta conoscenza di siciliano? Le soluzioni sono urgenti, la soluzione di dire lo siciliano è una lingua come rubricata antica, stava studiare per conoscere il passato, ma ora va a parlare solamente l'italiano. E chi se ne esce? Se la vuole fare la facesse. La seconda scelta di chi è ufficiale, del professore Ruffino, eccetera, lo siciliano non esiste. Perché se esiste lo siciliano, politicamente la cosa è preoccupante. Allora che vuole dire che la Sicilia è una nazione? Non è detto, perché ci sono pure cristiani che dicono che lo siciliano è una lingua ma si sentono italiani, perché la Svizzera è una nazione multilingue, questa è l'Italia è una nazione di tante lingue. E ci sono pure indipendentisti siciliani che dicono che la Sicilia è una nazione di lingua italiana e che non ci piace fare la siciliana, perciò non è detto. Però, questa cosa che lo siciliano la lingua accetta non c'è la soluzione intermedia è da dire lo siciliano è una somma di dialetti, allora lo siciliano come lingua sta a studiare di cogliere l'aspetti comuni morfosintattici che ne aiutano a capire tutti questi dialetti. La terza è che da dire lo siciliano è una lingua romanza come tutte le altre, come c'è lo spagnolo, come c'è lo portoghese, come c'è lo francese, come c'è l'italiano, c'è lo siciliano e non è obbligatorio parlare, si può parlare. Io sogno a metà, già la seconda e la terza, vi dico il sottopezzo, cioè io penso che la siciliana è una lingua che si può usare con tutto l'altro, però dopo 500 anni di bilinguismo, che parlare, scriviamo in italiano in siciliano, non si può parlare l'italiano, questo è un'esagerazione. Sa usare, sta conoscendo l'italiano, sa usare, sta conoscendo lo siciliano, ma il siciliano si può usare pure per usi nobili, pure così. Per la prosa si potesse fare tutte le giornate, c'è chi lo fa, si possono scrivere libri, si può, e sta vista insegnare nelle scuole, però una cosa importante. Fino a quando oggi parlando di lo siciliano è una lingua muta. Lo siciliano diventa una lingua viva quando oggi parliamo in siciliano, che è una cosa differente. Grazie per l'attenzione. che è il libro anche il consiglio direttivo, prego.
Ne fa parte anche, abbiamo un consigliere, Antonella Gaeta, fa parte del consiglio direttivo, la invito a essere qua, insieme al vicepresidente, prego, Emanuele Bicicletta, il vicepresidente è qua. Dottore Cannata, presentare lei è molto difficile, perché mi emoziona e perché so che lei si emoziona, però è giusto che io dia merito alle persone che meritano. Sentire e leggere che Vincenzo Cannata è stato battezzato, è stato fatto la prima comunione nella grotta di Lourdes, che a 17 anni si è calato nella piramide di Cheope, che ha fatto innumerevoli viaggi nella Terra Santa e che ha fatto ricerche sulla fitoterapia, sulle piante, ed è un farmacista ed è una persona di grande umanità. E anche colui che ha voluto una borsa di studio a nome della moglie, la dirigente scolastica Mariangela Baramaldo, e da 3 anni consegniamo la borsa di studio in sua memoria ad una liceale maturanda o liceale maturando in occasione del premio Il canto della musa, un premio di poesia per le scuole di ogni ordine e grado. Questo è il dottore Vincenzo Cannata e Luzio Ranieri. Voglio leggere la motivazione. La Presidenza e il Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale Terminate ha deliberato di conferire la nomina di socio onorario al dottor Vincenzo Cannata per la qualificata e significativa professionalità espressa brillantemente attraverso un prezioso impegno medico-scientifico, per la dimensione esistenziale, per il valore morale e per l'umiltà individuale ben coniugata con il dovere sociale, per il senso di umanità e solidarietà nei confronti della sofferenza dei più deboli. Grazie. Sono profondamente commosso, grato e al tempo stesso consapevole della mia ricchezza. Non so cosa aggiungere se non un profondo ringraziamento per questo meritato riconoscimento. E vorrei, attraverso un'idea che mi è venuta così ispirandomi alla Sacra Bibbia e principalmente a come inizia, e quindi in pratica la Genesi, che nell'antico ebraico inizia tuttora con la parola Bereshit. E Bereshit è una parola che inizia con una betta. La betta è una lettera madre dell'alfabeto ebraico che è molto particolare perché somiglia a una piccola casa in sezione, con un tetto, una parete, un pavimento e un'altra parete lasciata libera. Questa lettera ci insegna molto, come tante altre cose della Bibbia, insegnamenti profondi, e ci dice che l'uomo che si ritrova all'interno di questa casupola, chiamiamola così, non può andare verso l'alto perché sbatte sul soffitto, non può scalare perché trova il pavimento, non può andare a sbattere contro una parete. E quello che deve fare è andare avanti dallo spazio e dal varco lasciato aperto e cercare di crescere sempre, di progredire, di raggiungere sempre nuovi risultati. E quello che auguro alla vostra associazione benemerita di poter conseguire nel tempo risultati sempre più ambiti, sempre più consoni alla vostra statura, perché veramente quello che voi fate è encomiabile sotto tutti i punti di vista. E vi ringrazio l'ennesima volta, come dire, immeritatamente. Grazie.
professoressa di Agnello per un problema in famiglia. Perché Laura Termitana a termine? Oggi più che mai abbiamo bisogno di questa Aurora, professore. Più che mai, grazie per averla tirata. Lei stesso ha detto che abbiamo l'Aurora Termitana, noi vogliamo l'Aurora a termine, che porti alla luce. E vogliamo l'Aurora anche nel mondo, non solo a Terni. Assolutamente, ma tenendo a te Voglio dire che non sarà solo te. in questa nostra riunione di questa sera ha anche un valore particolarmente significativo dal punto di vista del momento che stiamo vivendo. In fondo è anche una scommessa, stare insieme, magari avere un microfono, ma questo non funziona. Sente? Si sente? Allora, dicevo, stare insieme è già una scommessa vinta, sicuramente con tutti i problemi e le difficoltà del momento. Tuttavia abbiamo il dovere di continuare soprattutto a impegnarci, non solo a sperare, perché la speranza spesso è un alibi per incapacità. In realtà quando noi facciamo delle cose, facciamo anche bellezza. Parlavamo prima di bellezza, la lingua certamente, la bellezza è tutto il complesso del creato e che noi dobbiamo vivere e soprattutto dobbiamo vivere interpersonalmente, quando dice distanza sociale, per esempio, bisognerebbe dire distanza interpersonale. Spesso prende e porta a casa, come si suol dire, ma non ha una visione di continuità rispetto all'impegno. Vale per le associazioni, ma vale anche per le manifestazioni che si vanno costruendo. Si prende un impegno, è come un'iscrizione un premio, è come essere messi nelle condizioni di guardare a quel momento di stasera, a questo momento, come un momento che deve continuare con gli altri amici premiati. C'è ormai una compagine ampia nel libro d'oro di Termini d'Arte, così come nel premio Nera, anche questo diciamo fatto in società e costruito in società, che dà il senso, la misura di un grande impegno svolto soprattutto da Renteria dal punto di vista dell'abnegazione, dal punto di vista della volontà di fare, ma anche di creare qualche cosa di permanente. Non basta soltanto avere la volontà di fare, non basta esprimersi al comitato di abitazione permanente, bisogna che questo comitato di elette persone possa dare risposte di qualità a un tempo di crisi che non è soltanto quello della pandemia, ma che è crisi anche umana, spirituale e direi anche degli istituti, professore Costa. Non c'è degli istituti, qualunque essi siano, che vanno rivisti, ripensati nell'ambito della comunità e della convivenza umana, perché c'è una crisi anche di rappresentanza, non solo per il referendum dove ne entriamo, ma di rappresentanza generale, di rappresentanza delle idee, che non c'è più se non la latitanza delle idee. Questo è il grande problema del nostro tempo, mettere al primo posto le idee. Grazie. Alla premiazione mettiamo qui la Mariana Danilo, professoressa, e chiamo qui Carmen a presentare la sua divisione. Particolarmente commossa a presentarla, oltre voglio dire ad essere una musicista raffinata, precisa e soprattutto umile, non si sottrae mai quando le viene chiesto Marilena esegui qualcosa, sempre con la compostezza che la caratterizza e pronta. E però è la mia preside. E mi commuove questo in maniera particolare perché oltre ad applicare nel suo lavoro, quello a scuola, la stessa precisione e lo stesso garbo che adopera nella musica, è una persona che in questo momento ci vorrebbe in ogni scuola, rasserena. Abbiamo in questo momento difficilissimo messo su un termine che oggi va tanto di moda, la resilienza, ce lo siamo detti sino alle 2 in presidenza. Qualche cosa di buono ne deve uscire
e resistiamo trovando il bello in un momento assolutamente difficile e anche precario, perché pensare alla scuola, ai contenuti e ai ragazzi in un momento che ogni giorno la situazione cambia è difficilissimo. Oggi siamo commossi in modo particolare, abbiamo ultimato insieme un progetto, un PON tortuosissimo di 60 ore, un poco è stato a distanza, un poco in presenza. È finito oggi, l'ultimo giorno, in lacrime, e Marilena è stato con noi e i ragazzi non ci volevano lasciare più, i messaggi ci hanno inondato, un corpo bellissimo sul tempo, sulla durata, sul periodo della quarantena. Io sono stata una sostenitrice del laboratorio e della scuola aperta di pomeriggio, perché quello che si scopre dei ragazzi in queste attività è veramente immenso, bellissimo. Li difendo sempre, mi accusano ogni tanto, vabbè tu li difendi sempre, li giustifichi sempre. Sì, no, a lei anzi mi dice sempre, giusto Carmen, va bene Carmen. Li difendo sempre perché con loro bisogna parlare e la scuola spesso li conosce a mezzo busto, seduti. Nei laboratori esplodono cose meravigliose e bellissime. Tutte le mie idee, che non mi fermo mai di pensare cose per loro, per ora pensare cose in didattica a distanza, io entro in presidenza, ne parlo con Marilena e non c'è volta che non si illuminino i suoi occhi e non mi dice Carmen, questo ancora quest'altro. Quindi la preside che auguro in questo momento, in qualsiasi scuola, e non è piacceria, chi mi conosce lo sa che non sono una persona, voglio dire, facile nel fare complimenti, sono una persona diretta. E avere me come docente non lo so se è la stessa cosa bella, perché come dice il professore Romano, nella latitanza di idee, io sono una sostenitrice delle idee, dei progetti, della qualità ad ogni costo, anche sulla DAD, su qualsiasi cosa, che ci siano idee, progettualità e valore, cultura e scuola. Per le doti di sensibilità e raffinatezza esplicate nell'arte della musica e per le competenze professionali profuse nel mondo della scuola. A Marilena Anello. Grazie. Grazie, bellissima, grazie di cuore. Presento Nino non soltanto come poeta, scrittore, lavora presso una struttura vicino ai bambini fragili, una persona di grande sensibilità e umanità, persona di fede che da ragazzino ha seguito i misteri di Trapani e lui è console della confraternita del ceto dei metallurgici, l'arresto. Io sono stata ospite a Trapani, ho visto tutti i vari ceti, ho ricevuto il premio alla cultura Calvino in quella chiesa dove ci sono, e grazie all'associazione altrimenti parliamo in inglese, troppo English anche nella lingua italiana, ora nella siciliana, un lockdown, eccetera, non se ne può più. Va bene, leggiamo la motivazione, anche attore, anche attore. Vabbè, io ho il mio amore per il teatro, quindi voglio dire giusto. Encomio speciale a Aurora Termitana e Nino Barone per le sue attività teatrali, sociali e editoriali altamente qualificate, per l'attento studio della lingua siciliana e delle tradizioni popolari, per essere autorevole e prezioso esponente della poesia dialettale e dei valori etici ed estetici autoctoni.
diamo la parola alla nostra prego. Buonasera intanto a tutti. Io chiederei, Rita, se tu sei d'accordo, insieme a Vincenzo Filitteri e Scinaldi. Li chiamiamo insieme, sì. Mi piace averli insieme perché sono, li aspettiamo intanto, così. Giuseppe Giardino, siccome camminano sempre in Ma siete seduti per te? non si sopporta più. Giuseppe Giardino, oltre ad essere un docente, è un bravissimo poeta di Castellammare di Golfo, fa anche lui l'attore, mi diverto ad ascoltare, il video, bravissimo, scultore della lingua siciliana, scritto insieme a Nino dei Testi, la mia Gerba, una dei primi, fanno teatro insieme, fanno poesia e regalano bellezza alla nostra terra. Allora, leggiamo la motivazione per Giuseppe Giardino. Per la scrittura poetica siciliana, simbolicamente originale ed emblematicamente creativa, per la dimensione lirica sorretta dal rigore stilistico e musicalità del verso, per quella parola senza tempo, ricca di miti, archetipi e metafore, che diviene epifanico messaggio di incredibile armonia e assoluta bellezza. Sicuro che la mia. Sì, sicuramente la tua. Ma io te lo consiglio di non ascoltare la tua. Perché adesso ho la finanziaria, tu lo sai, però. Ah, mi piace. L'ho premiata, è stata premiata questa poesia al premio Melania Crea. Io facevo parte della commissione di giuria e sono stata una delle che ho messo un bel 10. Hai esagerato. Però ascolta. Ti dico a Carcagna, è assopportabile. È una necessità, mi piace assai. Poi ti va a fare un pugnale quanto mai, ma tu non te lamentare. Si firma un giorno, tu lo sai, chissà la qualcuno, che può fare? E chi sono queste cose? Martuelli è un basta bene, come tutto guai se non lo faccio. E parla così. Ma sogno certo che ti piace pure, che te la fruggo fuori dallo scuola. Mi piace, e tu la fruggo. E che mi insegni? Ma nasce corpo a cielo tuo futuro. Ti faccio male, pagano tuo figlio di figlia, che te ne nasce spinto, non frutto della bocca. Ti lo giuro, appena nasce, a posto di operare, ti puoi girare un sacco di vasone, una carizia, piazzatina e poi mi non ha dalle fiammine dolci, zuccherate. Te lo prometto, se non la fortuna vuole il desiderio mai accadere, che appena posso, stanno una piazzata e lo faccio. Mamma, intanto tu, persona, si fa trovare dentro la tua panza, faccio tosto, danno dormente, ma un desto mi chiami via. Se tu mi senti, io spero che comprenda l'importanza della tua intenzione mia. Sogno presente, ma so come posso fare di stare stanco. Ma appena capisci, con me abbastanza, non ti tocca, manco con la mente. Grazie. Mi piaceva dirti una cosa, neanche a lui, una cosa tipica della lingua meridionale, tipico anche diciamo dei napoletani e dei siciliani, la teatralizzazione della lingua, nel senso che già quando vi presentavate c'è poi una sorta di teatralità, ma che è tipico della lingua, è come se, voglio dire, i borghesi litigano insomma al chiuso nella propria casa, ma il popolo vuole il pubblico, quindi esplicarsi in lingua siciliana presuppone anche un bel pubblico che non c'è, voglio dire, piacere maggiore.